E siamo vivi, quindi sigla. Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. Siamo sempre live e non di persona perché la pandemia ce lo impone. L'ospite di questa puntata è Gabriele Antinori. Ciao Gabriele. Ciao a tutti, ciao, grazie che mi avete invitato, grazie mille. Grazie Ciao. a te di essere venuto, benvenuto, ciao Stefano. Ciao, Benvenuto. ciao. Comunque c'è la sigla più bella di sempre, cioè è una cosa incredibile. Ma sigla mi piace. L'hai mai sentita quella completa? No. Te la faccio sentire. No. È lunghissima, lo dico a tutti gli spettatori. Lava gli argomenti però non li spinge, ne li restringe, pone una sfinge, soffiati il naso, scalda la laringe, chi ti respinge non segue gli istinti, si affida alla Madonna o ai cari vestiti, poco convinti da idoli finti, noi ci affidiamo solo a San Daniele Tinti. E poi c'è pure un outro bello. Strumentale che vi ho risparmiato. Un album praticamente. Sì. È un LP. Ringraziamo di nuovo Niccolò. Se lo volete mettere, diciamo a tutti quanti un bel follow su Instagram, Niccolò con la W finale e 3C. E comunque, dai, benvenuto a Tintoria. Allora, praticamente cosa succede? Io apro ogni puntata dicendo come ho conosciuto l'ospite e tu sei una di quelle persone che secondo me ho conosciuto, uno di quegli ospiti di Tintoria che io ho conosciuto la stessa sera. Cioè noi tre ci siamo conosciuti la stessa sera all'Oppio Caffè, 7 anni. Forse un po' sei anni, mi sa. Forse era febbraio 2014, quindi sai che forse erano era il 2014, no, 2014 però non so se di febbraio dici? Sì, secondo me è febbraio 2014. Mi sa che voi avete fatto, perché mi sa che voi siete esibiti prima di me all'Oppio e io ero venuto a vedere la serata e mi sono esibito invece nelle serate successive, se non sbaglio, però. Ok, non mi ricordo. Non c'eri quella, vabbè, però ci saremmo conosciuti lo stesso, perché tanto poi eravamo 4 disperati, e quindi ci siamo conosciuti la prima sera e poi insomma ci siamo esibiti insieme la seconda e abbiamo condiviso una delle esperienze ad oggi più belle, forse la più bella esperienza, più ingenua e più candida da quando abbiamo iniziato, credo valga per tutti questo percorso nella stand-up comedy, che era Natural Born Comedians. Dove ci hanno sbattuto in televisione così dopo mezza esibizione. Dove ci hanno sbattuto in televisione, però quanto è stato bello, cioè quanto era una bomba, quanto ci sentivamo che stavamo facendo una cosa nuova, fichissima, eravamo tutti... No. Ma è stato figo, però c'avevamo tutti un po' paura, ma pure perché poi eravamo, comprensibilmente, perché poi alla fine ci hanno veramente messo tutti là, cioè io perlomeno mi sono fatto parecchie domande, dico così, ma mo sto andando là in televisione così, cioè non lo so, non mi sembrava logico, perché poi no, tu immagini comunque di fare tutta la gavetta le cose, noi abbiamo un po' saltato sta cosa, possiamo dire, perché, cioè l'abbiamo fatta comunque, però abbiamo fatto prima la televisione e poi abbiamo fatto la gavetta, cioè nel senso questo. Sì, è vero, diciamo che Natural Born Comedians è stato parte della nostra gavetta, cioè imparare ad andare in televisione, però cioè, rispetto a tutte le altre volte che poi ci è capitato di fare Comedy Central o anche altre reti, nessuno mai più ci ha cullati come ci hanno cullati lì, nel senso che poi eravamo un gruppo di 12 ci pagavano i viaggi per fare le prove a Milano, cioè non prove pagate, però prove a rimborso spese. Non ci pagavano per le prove, vero? No? Per le prove no, non credo. Però ci pagavano l'albergo, il treno, andavamo comunque tutti insieme
da Tipo tutta Italia a Gita. fare ste prove, quindi capito, è stato Vabbè, più che altro bellissimo. ci abbiamo avuto pure abbastanza libertà sia dalla prima, insomma, poi mi sembra che più o meno Sì, siamo abbastanza liberi. devo dire che poi invece negli altri, cioè per esigenze banalmente di produzione, tutte le altre volte che Comedy Central ha fatto cose non hanno mai più fatto questa cosa di paghiamo tutti quanti per andare in una città a fare le prove tutti insieme, anche perché quel primo anno eravamo 12, poi già dall'anno dopo eravamo più del doppio Esatto. e adesso Comedy Central fa un po' questi macro programmi, no? Con un sacco di gente, e quindi quella magia, quel senso proprio di squadra non l'abbiamo più ritrovato. Sì, vabbè, pure perché avevamo un po' ereditato le cose da Satiriasi pure, no? E quindi comunque volevamo fare una cosa un po' diversa e stavamo a fare una cosa un po' diversa. E poi dopo, come Central poi ha preso altre strade, ha scelto altre persone, altre cose, vabbè. Salutiamo Non lo so. Satiriasi. Salutiamo Satiriasi. Certo, quello. Senti, poi tra l'altro io te l'ho accennato prima nella puntata, ti avrei voluto chiamare prima, perché tu tra l'altro stand-up comedy, però tu hai fatto un film, tu hai recitato... Miracolosamente ho fatto, non so come, però una particina piccola. Però hai recitato, beh, però sai, una parte vera comunque sia, sai, non è che dici... Io pure ho fatto la comparsa in un film di Sorrentino, che poi, ti dico solo, la scena l'hanno tagliata, però mi hanno pagato lo stesso. Però no, tu hai fatto proprio una parte, tu hai fatto un ruolo in un film... Se può dire? Sì, se può dire, come no? Eri nel trailer, diciamo. Esatto, e quindi io ho pensato, vabbè, mo mi vado a vedere sto film e poi invito Gabriele così parliamo del film. Se non che è successo a sto film? Che è successo a sto film? No, più che altro poi è stato un mese proprio, che era, cioè marzo, il mese di marzo, che poi oltretutto c'avevo pure tipo 4 serate, cioè comunque è un bel mese questo, cioè usciva il film, le serate, cose. A fine, dai. E tipo mi pare che l'uscita era l'11 di marzo, una cosa del genere, ecco. Il 9 ci hanno chiuso, una cosa sì. di... E il 10 era il compleanno mio, tra l'altro, cioè tutto questo è stato proprio il massimo della sfiga. Cioè, no. Io mi ricordo che quel trailer l'ho visto 2 volte, la prima volta che era tipo a marzo, appunto, dovevo uscire, così. Poi sono andato al cinema quando era a settembre, ottobre, che avevano riaperto il cinema, ho rivisto, guarda, c'è sta lui, mo lo vedo, e poi alla fine hanno chiuso di nuovo. 2 volte l'hanno annullato. Però sto trailer al cinema l'ho visto 2 volte io, quindi... Ma io l'avevo detto, l'ho detto proprio sta cosa, mi sa che l'ho detta pure sul palco, a un certo punto ho detto, guardate che quando ho annunciato la cosa del film quando va a uscire il film c'è stata il lockdown. Mo vedrete che quando deve riuscire adesso a ottobre ci sarà il lockdown, lo potete capire da quando esce il film. È stato così, una cosa incredibile. Cioè. Incredibile, è vero. Io 2 volte abbiamo visto sto trailer. Senti, però... come si chiama? Diciamo il titolo del film. Diciamo il titolo del film. Ritorno al crimine, che è il seguito di Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno. Massimiliano Bruno, che salutiamo. Posso dire che questa volta che anche io mi hanno chiesto di fare un provino per il precedente film, però non mi hanno preso perché facevo cagare. Però... ma guarda, insomma, non è io so un attore come sai, però sono andato lì, poi alla fine diciamo che sono stato pure un po' fortunato perché c'è stava un altro attore, eravamo 2 e non so quanti erano all'inizio, diciamo, non so quanti eravamo all'inizio, poi dalla scrematura eravamo 2 e uno era molto a parte che era madrelingua spagnola questo, quindi cioè, perché tu fai, tu non l'avevo perso. Perché io faccio il ruolo di Pablo Escobar, ecco questo. Stupendo. E quindi, infatti, è un ruolo piccolo, però siccome è una cosa iconica, quindi comunque magari ti rimane un po' in testa che questa è stata la fortuna. E praticamente quest'altro, insomma, aveva i baffi perfetti, proprio, sembrava proprio Pablo Escobar, era madrelingua spagnolo, poi un attore vero, uno che insomma aveva... Poi però praticamente questo era magro, alto e magro, e quindi non combaciava bene con la cosa, poi c'erano stati mesati degli scazzi, insomma sostanzialmente poi questo ha abbandonato, possiamo dire, insomma, e quindi io sono un po' Steven Bradbury del cinema italiano. Esatto. Il ruolo migliore, il ripescato, quello che vorremmo aspirare tutti. Stupendo. Il ripescato forse è il più bello delle posizioni da ricoprire nella vita. Sì. Comunque no, nel tuo caso non il ripescato, cioè alla fine eri quello giusto al posto giusto. Funzionava pure più che altro perché fisicamente anche, insomma, ero molto simile, quindi poteva andare bene come invece magari uno più alto, più magro è un po' più difficile cioè lo devi comunque truccare, devi cosa. Certo, poi
appunto è un ruolo piccolo, ma mi sono divertito tantissimo, è stata una delle cose più belle che ho fatto. Infatti raccontami un po' com'è stato, perché poi sai, finire a ritrovarsi a recitare in un film che deve andare al cinema senza aver fatto il percorso d'attore, di studio, di cose, cioè comunque sia, fare il comico e fare l'attore sono due cose molto diverse, mi confermerai. Porca troia, sì, direi proprio di sì. No, ma poi io non ho fatto le scuole di recitazione tendenzialmente, quindi insomma posso fare insomma delle parti, delle cosine, faccio provini, cose, però insomma, poi è relativo, insomma, non è quello che è la mia cosa primaria, quindi insomma. Però è stato bello e tutti qua, soprattutto sono stati tutti estremamente carini, ma proprio tanto, cioè nel senso m'hanno tutti aiutato nella cosa, insomma, perché sono stati bravi, a partire da Massimiliano Bruno, poi anche gli attori, insomma, Tognazzi è stato bravissimo, ma veramente, ma sono stati proprio carini, come fossero amici, capito? Proprio hanno messo a mio agio, ecco. Bene. Senti, ma posso chiederti una cosa che mi verrebbe da chiedere a qualsiasi comico che poi si ritrovi a fare l'attore. Perché io mi immagino che per me sarebbe così. Quanto fa paura? Cioè, recitare fa paura, cioè ti trovi su un set con degli attori e ti dicono motore e azione, tu devi recitare, solo che tu appunto non hai studiato per recitare. Quanto sta a dire mo fanno azione, tipo la scena di lui quando lo chiamano a recitare, non so se c'è presente, sì. E li fanno azione e dopo poi fanno stop e dicono ma che stai facendo, scusa? Lui fa, dico, sto recitando, e fa tipo no dai, recita veramente, cioè io ci avrei troppo paura che succedesse quello, ti fanno azione e poi ti fanno dai, che stai facendo, non ci prendere in giro, recita. Ma me stavo a scagazzare sotto proprio, nonostante dovessi di poche battute, però fa paura, poi stai a recitare appunto, cioè davanti, ho fatto la scena con Tognazzi, cioè davanti Tognazzi e dici cioè è una cosa, non so come dire, è proprio assurda, tant'è vero che io mentre facevo la scena sono rimasto proprio ma proprio assorbito, capito, lui che recitava e ti portava proprio, mi sembrava come di sta a vedere il film, capito, non di sta a recitare una parte. Vedi, questa è bomba di esperienza, recitare con gente brava che ti ritrovi nella scena, e quindi a quel punto gli vai dietro e sei recitato. Sì. No, ma infatti mi sono divertito un sacco. Poi tra l'altro poi ho conosciuto pure Giallini perché non l'avevo, non era nella mia scena, e quindi poi ho detto, magari mi dispiace che non ho conosciuto Giallini, e quando sono tornato a farmi togliere il trucco, le cose, stavano a truccare Giallini, e quindi ho incontrato il personaggio assurdo, totalmente fuori di testa, completamente, sì. No, ma poi si insultano tra loro così per giocare, insomma, si dicono di tutto dietro le cose, quindi sono persone carine, insomma. Senti, quanto sono durate le tue riprese? Cioè, nel senso, tu poi quanto effettivamente lavoro ci hai messo in mezzo? Tu un giorno, 2 giorni? Tendenzialmente sono stato un giorno, perché sono arrivato il giorno prima, poi la sera c'è stato un altro attore, sono uscito con un altro attore che mi ha portato un po' in giro a vedere Napoli, perché abbiamo girato a Napoli. Era a Napoli. Io non avevo... c'ero stato una volta sola, ma poi tra l'altro per pochissimo tempo io non avevo visto niente, mi ha portato un po' in giro per il centro così, e poi dopo, il giorno dopo abbiamo girato, ma me ne sono subito riandato perché dovevo tornare subito a Roma, insomma, perché mi avevano fissato i viaggi in una certa maniera, e quindi vabbè, certo, è chiaro, è chiaro. No, che figata, guarda, mi sarebbe piaciuto un sacco, mi piacerà un sacco vederlo sto cazzo di film, che però speriamo di vederlo anche come augurio per tutti quanti, nel senso che prima o poi si potrà tornare al cinema. Sì, beh, speriamo, sì. Cioè, a un certo punto si potrà tornare al cinema e ce lo faranno vedere sto film ma poi è stato strano perché quando l'hanno rimandato la prima volta a marzo, insomma, e poi dopo non so perché l'hanno fissato per ottobre, cioè che potevano fissarlo un pochetto prima, non ci sarebbe stato questo problema, e hanno deciso di fissarlo per ottobre, e quindi poi perché forza, cioè non andrà magari, che so, tipo su Amazon, come è successo per altri film. Io pensavo che fosse così, però evidentemente hanno fatto una scelta per mandarlo prima al cinema e dopo magari penso pure Sky, qualcosa del genere, magari non lo so adesso, per dire, dai film che vedo, insomma, ne so parecchi, Massimiliano Bruno, immagino, però non so. Certo,
Certo, no, vabbè, guarda, calcola, una storia che fa molto ridere, perché, cioè, comunque fa ridere che c'hai il film al cinema e viene annullato 2 volte, è sicuramente un bel monologo di stand-up. Sì, infatti ho portato questa cosa che poi posso allargare. Senti, ma quindi possiamo dire ufficialmente che tu sei la persona più famosa della storia di Manziana? Non credo. Secondo me ci dovrebbe essere più famosi. Vari alcolizzati, ci stanno più famosi. No, allora che magari a Manziana non sei il più famoso, però a livello, cioè, in Italia non c'è nessuno più famoso di te che viene da Manziana. In realtà a Manziana c'è... Eric Clapton è di Manziana. Attenzione, no, perché c'è un comico che... Aspetta, Apostoli. Non so se lo conoscete, però faceva parte un po' del gruppo, insomma, del cabaret una volta, che è abbastanza conosciuto in realtà, però... Ok, no, non lo conosco, però... Vabbè. C'è un sito con tipo personaggi famosi di Manziana, che ne so, non credo che esista una cosa del genere, non credo. Nella Prologo ti può metterne i notabili, no? No, Manziana però ci girano un sacco di film, ci hanno girato un sacco di cose, però sai, con Manziana sulla carta d'identità, secondo me, a me piace pensare che sei il più famoso, perché stiamo rivedendo con Stefano e Luca, stiamo rivedendo i video di quest'estate, che dobbiamo montare un vlog del tour di quest'estate, ma siamo in ritardo di 8 mesi. E abbiamo fatto una serata a Rosolini, che è la città che ha dato i Natali a Pietro Sparacino. A un certo punto, diciamo, effettivamente Pietro Sparacino è il rosoliniano più famoso di tutti. Non esiste nessuno a Rosolino più famoso che lo Sparacino, e mi chiedevo se anche tu potessi dire di essere il più famoso personaggio di Manziana. Non lo so, sai che non lo so, potrebbe essere, non lo so. Senti, e questo mi dai il là, vedi, mi do il là da solo. Perché un po' di Manziana? Perché tu sei un comico della scena romana, cioè nel senso del gruppo di comici romani, diciamo. Però tu sei di Manziana, quindi nel senso tu ti sei fatto un grande inizio di carriera, proprio, quasi da pendolare, perché comunque Manziana, cioè che ne so, c'è una serata alle Mura, te poi stacchi e devi andare a Manziana. Che ma io per anni ho fatto così, e poi oltretutto... diciamo che all'inizio non è che non c'avevo manco nessuno da appoggiarmi, quindi per forza dovevo fare così, quindi ogni serata poi tornavo a casa, poi magari comunque è tardi, a bevute, è complessa la cosa, però poi no, farlo tutte le volte diventa, mi ero un po' abituato a un certo punto, devo dire, però poi appunto siccome era diventato un po' stancante, ho visto che più giorni dovevo rimanere, insomma, durante la settimana, quindi quando dovevo rimanere più giorni mi facevo ospitata. Quando ho conosciuto Daniele Lanzillotta mi facevo ospitata Lanzillotta, salutiamo, grande Lanzillotta, e niente, poi adesso insomma c'ho Valeria qua, ma c'ho casa adesso qua a Roma, dove mi dovrò trasferire da un anno che mi devo trasferire, ma ce la farò prima o poi. Adesso sei la miliardesima persona più famosa di Roma. Eri il primo a Manziana e ora miliardesima magari. Comunque vedo qui che nei commenti citano spesso la guizza. La guizza, che è una cosa, è una condanna ormai. È una cosa che tu appunto dicevi in un tuo pezzo. In un monologo che si può vedere dove? Su YouTube del Comedy Central. Una volta c'era, adesso non c'è più. Non lo so, no, perché poi non so, Comedy Central sceglie le sue cose, infatti molti poi mi scrivono, qualcuno mi scrive, insomma, mi dice guarda, ma dove si trova il monologo tuo della guizza, dove si trova il monologo tuo del cane, però alla fine io dico ragazzi, non è roba mia, quindi nel senso, è il mio monologo ma non è mio il video, quindi. Ma questa cosa della guizza, cioè come te la vivi? Come un tormentone? È un tormentone. Sì, assolutamente. No, in realtà no, perché mi ha stupito molto il fatto che io non l'ho usato come tormentone, cioè l'ho usato 3 volte nel pezzo, però non volevo creare un tormentone, mi serviva semplicemente per fare una cosa che ritornava, però insomma il problema è che il pezzo, quello che volevo comunicare io, era tutta una cosa sull'ambiente, e poi invece quello che rimane tutto in testa è che cazzo poi mi piace la guizza, e vabbè, però
Ci è il sta, problema. diciamo, quello è il cavallo di Troia attraverso cui fai entrare tutto il senso del monologo. Sì, quello può essere, sì, quello può Non essere. hai pensato che di passare, visto che era a favore dell'ambiente, invece quindi di venderti al nemico e quindi diventare il volto ufficiale della Della guizza? guizza, no, ma ci avevo pensato, però. Beh, te lo auguro, ti auguro che Ma la guizza... è la guizza che non credo che voglia il mio volto. Comunque, vabbè. Come... Beh, non lo so. Aspetta che esce il film al cinema e secondo me la guizza comincia a dire, sai che c'è? Perché sai, ci pensi, cioè, le pubblicità dell'acqua, no? Cioè, alla fine ognuno ha il suo testimonial, ci sta, che ne so, l'uccellino del Piero e la cucinotta che fanno lievito. Esatto, però principalmente è l'uccellino che fa da raccordo, Sì. che già è una cosa in più che si è dovuta evolvere, perché comunque quella che andava di più di moda era quella che faceva fare tanta plin plin, che è quella che è rimasta più... Esatto. E poi c'era quell'altra acqua che c'era la particella di sodio, cos'era? Sì, c'era... c'è stata una cosa... Lete, bravo. Ricca di piacere, povera di sodio. Un saluto a Acqua Lete. Cioè le acque comunque ci mettono vogliono averci il loro tormentone, il loro volto, no? Cioè comunque l'acqua si impegna molto, la guizza non c'è in questo, cioè quindi tu potresti infilarti a gamba tesa. Certo, con la faccia mia, cazzo vuoi, mi piace la guizza, cioè pure una pubblicità prepotente, insomma. Guarda che farebbe ridere, su Rai 5. Tu c'hai questi... cazzo e ci siete che fai, che vuoi? A me mi piace la guizza. Esatto. C'hai l'uccellino, c'hai quelli che si pisciano sotto, c'hai la particella, arriva Pablo Escobar che fa che cazzo vuoi, mi piace la guizza. Ci può stare. Sì, ci dicono pure Messner che fa altissima pulizia levissima, capito? È stata forse una delle prime. Esatto, invece Messner non vale niente. Che cazzo vuoi Messner? A me mi piace la guizza. Cioè, proprio che li pigli uno per uno, ma che cazzo è? Uccello de merda. A me piace la guizza, la particella di sodio, la particella di sodio, capito? Lo smerdamento dell'altre acque. Che hai un pizzone a Del Piero, ma che vuoi, scemo? Giochi manco più a pallone, a me piace la guizza. Cioè, senti, la guizza, ti danno $500,000. Così, sull'unghia. Il mutuo della casa così e lo porti via. Esatto. Che scherzo. No, che scherzo. No, veramente no, a parte poi davvero mi fa piacere che poi uno si ricorda le cose, però spero che di aver lasciato pure qualche cos'altro. Mi piace la guizza. Vabbè, ma poi la gente ti scrive quello, però poi uno il monologo se lo ricorda. Sì, no, vabbè, sì. Insomma, pure a me mi scrivono pelato, però poi si ricordano anche di altro. Cioè Rapone a me ancora mi si ricorda solo per il monologo sui santi, calcola. Certo. Ogni volta ma lo santi è bello però. Ogni volta che gli dico qualcosa lui fa, allora fai i santi, se ho dei dubbi fai i santi. Senti, ti volevo chiedere una cosa però, sull'essere un comedian di Manziana, perché tu appartieni alla scena romana, che è popolata di romani, però tu in realtà, come anche me, sei cresciuto in provincia, quindi noi siamo parte della scuola romana e quindi frequentiamo romani che sono, cioè, proprio cittadini, topi di città, mentre noi siamo in misure diverse, con esperienze diverse, però abbiamo anche il background da topi di campagna. Secondo te questa cosa quanto ci rende migliore di tutti gli altri? Perché secondo me è parecchio. Questo non credo, però ma guarda, in realtà io il paese me lo sono vissuto un po' non lo so, ho emozioni contrastanti, nel senso che da una parte è proprio un limite, perché a un certo punto cioè, se vivi tanti anni in un posto, a parte che tutti sanno i cazzi tuoi, che c'è questa cosa che pure e poi le persone che incontri, sono stato fortunato perché ho incontrato dei begli amici, ecco, quindi ho dei bei ricordi. Però ci stanno pure persone un po' più fastidiose, un po' più che poi ti ricapita di incontrare, insomma. Invece, mentre se tu stai a Roma, sta cosa non succede, perché comunque, per quanto puoi frequentare una zona, ma è relativo, insomma, poi sì. Non è che te puoi... Quindi non lo so, se fossi stato a Roma le cose sarebbero andate sicuramente diversamente se fossi stato a Roma dall'inizio. Però non posso dire se sarebbero andate meglio o peggio. Perché secondo me comunque aver vissuto sia la provincia che la città poi ti dà comunque sia una prospettiva diversa su entrambe le cose. Sì, questo sicuramente, insomma, perché appunto te trovi pure in situazioni diverse, spesso più assurde anche quando vivendo nel paese, no?
Certo. perché trovi tutti questi personaggi particolari, insomma, e quindi non lo so, sì, te dà una cosa, te dà forse un qualcosa in più, non lo so, può darsi di sì. Io ritengo di sì, vedi Rapone infatti come è spaesato. Sì, No, sì. io infatti cioè, mi piace l'asfalto, mi piace i palazzi, queste cose qua. Fuori da lì mi sento un po' più perso. Ma diciamo. guarda che ti dico che pure a me in realtà adesso, perché mi sono rotto le palle, c'è stato tutto il tempo, però poi mi piace quando ogni tanto torno e comunque lì sta a casa dei miei, comunque sto bene perché stacchi un po' dalla città, insomma, no? Poi forse è il Cosa paese banale reale sto di, però. quello. No, è vero, la campagna, l'aria pulita, cioè è bello. Forse Sì. quello è il paese reale, perché poi noi qua in città, specialmente a Roma, pensiamo, no, che questa è l'Italia, invece qua comunque ci si concentra, insomma, gente che viene apposta qua, invece però dove, cioè, come in America, no, tipo, diciamo, i paesini, la provincia è quella che poi dove c'è il paese il reale, vero sì, paese. l'Italia Esatto. l'Italia è una nazione di provincia, non una nazione di città. Cioè la maggior parte degli italiani vive in provincia, non vive in città. E Sì. questo è secondo me una cosa che le persone che sono nate e cresciute nelle grandi città italiane, che poi non sono neanche tantissime, queste grandi città italiane, non percepiscono che la vita fuori dalle città è la vita vera, cioè che per loro sembra che stai a fare altro, invece altro è la vita nelle città, Ma probabilmente. poi sicuramente mi ha fatto pure gioco nei monologhi sta cosa, perché poi tendenzialmente racconti una realtà che lì non conoscono e quindi poi te puoi inventare tutte le cose. Io parlo di Maziamo che fosse una cosa proprio de trogloditide, però in realtà poi non è che è esattamente così. Sì, è chiaro, vabbè, è chiaro che poi nelle dinamiche comiche uno poi tende sempre a... comunque rispondo al volo Alessio Furnari che chiede se ho comprato una nuova webcam. Sì, ho comprato una nuova webcam e l'ho pagata come un SUV della Mercedes, quindi Senti che bello dire una nuova webcam. Una nuova webcam, sì. Molto non bello. È, è come ce l'hai quei kiwi là, com'era? Sì, esatto. li vuoi quei kiwi. Li vuoi quei kiwi? Sì, faccia più ridere. Che ce li hai quei kiwi? Quei kiwi che ti avevo dato, ce li hai ancora? O ti sei mangiato? Ma quindi tu adesso, cioè, visto che hai cominciato questa carriera da attore e ho visto che l'hai continuata perché sei uscito in un pregevole film. Adesso ho fatto la cosa che volevo fare veramente da tutta la vita, recitare in un film porno. Questo ho per la prima volta recitato in un film porno, esperienza bellissima. Raccontiamo. No, ma perché allora è un film che sta girando Francesco Malcolm, che è uno dei più grandi porno attori, insomma. Stato qui ospite. È stato qua ospite 2 puntate fa. 2 puntate fa, che adesso sta facendo una cosa, diciamo, a tema Covid, e quindi che è il dottor Sburioni. E nel dottor Sburioni mi ha dato questa possibilità, perché poi Francesco veniva spesso alle serate nostre, insomma, de stand up, e quindi c'è molto, insomma, abbiamo trovato un feeling, un'affinità in qualche maniera, e quindi mi ha invitato, sto molto contento di andarci. Ho fatto chiaramente non me spoglio, ecco, questo voglio dirlo, perché sennò poi dopo non vede nessuno, quindi no, non me spoglio. È una scenetta comica che introduce poi il film, ecco. Diciamo che succede. Vabbè, se diciamo che succede, nella scenetta, perché tanto c'è una clip che potete vedere su Instagram. Consiglierei di andare a vedere la scena. Sostanzialmente è Francesco che è il dottor Sburioni. Io sono un paziente, mi fa questo vaccino e io sono un po' impaurito dagli effetti collaterali del vaccino. E poi fa sto vaccino, però io non lo direi, perché poi dopo uno va a vedere la clip e vede come va a finire, no? O no? Sbaglio? Ok, perché io qua volevo fare una battuta sul fatto che poi essenzialmente... Vabbè, allora lo diciamo. Diciamo. Fa questo vaccino e mi trasformo in una mega fregna come effetto collaterale. Questo... Esatto. Quindi poi il porno è che lui ti si scopa. Cioè, esatto. Questa è la cosa più bella del mondo, cioè se uno segue la storia è che si sta scopando Gabriele trasformato, e quindi a me piace immaginare, capito, la tua mente, una cosa kafkiana, la tua mente intrappolata nel corpo di questa ragazza molto bella, con Malcolm che ti scopre, tu stai a fare tipo 2 ore. Era venuto a vaccinarmi
Lo sapevo, ero venuto questa a cosa farmi penso inoculare. che hai rovinato la visione a tutti, Ero venuto a probabilmente. farmi inoculare e invece... Io volevo solo un po' di guizza, invece. Guarda che veramente sarebbe No, straordinario. anche ma poi oltretutto c'era pure una certa, perché quando abbiamo rifatto, chiaramente per fare la scena abbiamo dovuto rifare che stavamo nella stessa posizione di inizio, insomma, del paziente, io e la ragazza, no? Prima io e poi la ragazza, e avevamo pure la stessa maglietta nera, tutti e due, quindi c'è pure una certa somiglianza, è credibile, è credibile. Sì, E poi ritorni te stesso oppure no? Alla fine torni te stesso e fai, mamma mia che trip, che brutta giornata. Torno me stesso, mentre lui sta scopando torno a essere io. Esatto, e lui muore poi. Torni a casa e la tua ragazza ti fa, come è andato dal dottore? Guarda, non ne voglio parlare. È una giornata. Però potrebbe anche essere questo lo spot della guizza. No, fine... sì. Lascia sta, guarda, dammi la guizza. Guarda, dammi la guizza che ci voglio. Con un po' di guizza sulla faccia, così. Esatto. Dici guizza, comprare. L'happy ending della guizza. Senti, che ci fa il mostro di Monsters & Co dietro di te? Come si chiama lui? Come si chiama quello? No, non ne ho idea, perché io sto adesso a casa della mia ragazza, quindi questa è che salutiamo. che salutiamo, ciao Valeria. Quello è quelli con la telecamera nascosta, così ti spia pure quando lei non c'è. Esatto, tra l'altro sta anche tu in zona nostra, siamo tutti sì, è incredibile, infatti sta cosa che stiamo a sentire qua sopra quando stiamo tutti uno a 100 metri dall'altro, molto divertente questa cosa. Sai, perché comunque sia per rispetto per forza. No, perché se deve fare, però è paradossale come situazione. Sì. No, allora ti invito già adesso, poi quando si potrà fare di persona e quando sarà uscito sto cazzo de film, vieni a fare un'altra puntata e mi firmi il post. Per allora, oramai calcola, questa è la puntata 71, quindi c'ho tipo 30 persone che me lo devono firmare e 40 che me l'hanno firmato. No, vabbè, non lo so più. Comunque me l'hanno firmato tipo in 15 e me lo devono firmare in altri 30, quindi ne devo fare un altro di poster probabilmente. Beh, fammi le firme farse su qua la puntata, le faccio io. Che sono venuti. Le faccio io. Senti, mi sono scordato. C'avevo una bella domanda da fatte. Vabbè, mi tornerà in mente. Ste, vuoi dire qualcosa che mi sono rincoglionito a pensare al poster? Che ti voglio dire? No, parliamo di un'altra tua passione. No, vai tu. No, vai prima tu. Poi no, volevo dire perché era la cosa di sta collegati, fa le cose. Te stai a fa anche adesso. Non ho capito, mi spieghi un po' che cos'è il latte di bufala? Allora, Latte di Bufala sostanzialmente è podcast su Twitch che stanno facendo, cioè dirigono sostanzialmente Sandro Canori, Davide Marini e Andrea Di Castro. Che salutiamo. Stanno facendo questo podcast. In questo momento diciamo che hanno anche degli ospiti, insomma, che invitano a parlare, però è molto carino perché poi agli ospiti, per esempio, che appunto si occupano di comicità, noi hanno fatto... Cioè hanno scelto di non chiedere cose sulla comicità, ma cioè magari un po' se ne parla, però l'argomento che tu porti dice una cosa che ti appassiona, no? E io ci sto andando ospite, insomma, qualche volta parlando di occulto. Quindi... perché tu sei appassionato d'occulto? Ma diciamo sì, mi piace, insomma, sono abbastanza appassionato, mi piace più che altro, mi piace proprio lo smontare le teorie, quelli che smontano le teorie. Seguo infatti molto le cose del CICAP, Massimo Polidoro, insomma, che so, tutti i divulgatori scientifici, insomma, che poi vanno a smontare tutte le varie cose paranormali, che si dicono paranormali, e quindi niente, molto interessante. Abbiamo fatto delle puntate, una sui fantasmi, un'altra sugli alieni, quindi andiamo a prendere vari casi, diciamo, sostanzialmente famosi, e poi ne discutiamo un po' di come potrebbero essere andate le cose, no? E poi lo spiego, insomma, con la spiegazione, insomma, spiego quello che realmente è successo, ecco. Quindi sei serio? Cioè, non è che io pensavo tu parlassi di occulto. No. Sì, no, ma non lo facciamo seriamente, cioè, nel senso, facciamo, sì, so serio nella spiegazione, in quello che dico, però diciamo che poi ci si costruiscono delle cose sopra, ne vengono fuori vari argomenti e quindi ci si cazzeggia molto, ci si riesce a costruire, e vengono pure fuori discorsi interessanti. L'altra volta siamo finiti a parlare di religione, anche la chat molto, molto attiva, quindi ci ha raccontato storie ed esperienze personali,
Carino. Quindi qual è la tua storia di fantasmi preferita? Ma Aspetta, non so se prima posso dire una cosa? La Sì. Sacra Scuola di Occulto, lo volevo dire da un po', un riferimento a Ken il Guerriero. Vai Gabriele, scusa. Ok, perfetto. Chiedo scusa a tutti. Ma non c'ho una storia preferita. Io, guarda, cioè, a me piacciono molto gli horror, proprio perché appunto io cioè queste cose non ci credo, ma mi piace, capito? Mi piace crederci in quel momento quando lo vedo, no? Mi piace vedere l'horror, che so che è finto, però fatto bene, no? Mi piace che sia quella situazione paranormale, no? Che dici non riesci a spiegarti. E nell'horror sono trattate molte storie tratte da fatti che dicono essere veri, insomma, tipo, la possessione nella casa di Enfield, per esempio, che poi ci hanno fatto il film Conjuring 2, no? Quindi, però poi vai a vedere la realtà è tutta un'altra cosa. Infatti è molto interessante vedere, che, per esempio, Conjuring 2 ci stanno i coniugi Warren, che sono questi due demonologi, no? Che vengono fatti passare un po' quasi come eroi, no? della storia. Poi tu vai a vedere nella realtà, però quello che so quei due, diciamo che so due truffatori, sostanzialmente, due persone che poi si approfittano per far soldi, si approfittano un po' sia delle persone che dei media, insomma, e quindi... Vedi. Ma secondo voi tipo le apparizioni della Madonna, visto che io leggo Paolo Brosio, non sono anche quelle tipo apparizioni di fantasmi? Allora, innanzitutto questo è molto irrispettoso nei confronti della fede cattolica, della Madonna, della fede cristiana. Vabbè, mi ricordo però... una puntata di Mistero di tanti anni fa che stavo a cena da amici, ma tipo ti parlo di 10 anni fa, e c'era Mistero mentre cenavamo, e fanno tipo lo Yeti esiste, fanno tutto un servizio sullo Yeti lunghissimo, su vedere se esiste lo Yeti, e fa dopo la pubblicità è apparsa la Madonna. Io dicevo vabbè, ma sono due cose diverse. Cioè, non è che poi fa lo Yeti e la Madonna, una è la religione più diffusa al mondo, vabbè, però in religione, l'altra è lo Yeti. Quello che dice Stefano in realtà è una cosa vera, cioè non è che poi alla fine cambia poi molto, cioè voglio dire, è chiaro che se stiamo comunque a basare su cose che non sono scientificamente dimostrabili, quindi... Cioè, un santo che t'appare, non un Padre Pio che t'appare, comunque Padre Pio è morto, c'è anche il cadavere esposto, cioè quindi tecnicamente è proprio un fantasma. È un fantasma. Esatto, sì. La Madonna no, perché mi sa stata assunta la Madonna in cielo, non è morta, quindi... la Madonna è salita in cielo, quindi non credo sia mai effettivamente morta, però appare, però le apparizioni riconosciute ufficialmente dalla dottrina sono solo quelle della Madonna, oppure tipo se Padre Pio mi appare a me, quello è un fantasma, non è che la Chiesa riconosce che appare Padre Pio, o sì? Ma non lo so, dipende ma c'hanno dei criteri loro, di quanta gente l'ha visto, poi non so, fanno dei controlli loro, non lo so, adesso non so che criteri abbia la Chiesa per stabilire se quella è un'apparizione legittima o no, però non so tutte legittime, ovviamente, cioè non so tutte riconosciute, ecco. Attenzione, la dico adesso così ce la rubano, idea per un film: la persona che deve certificare le apparizioni della Madonna e dei santi, e tu vai là e che tipo che è un tizio cinico che è, e vai là a fare allora quanti di voi hanno visto la Madonna, come era fatta, e poi sta Madonna appare veramente, lui è tutto così turbato da sta cosa, e poi alla fine si scopre non è la Madonna ma è il signor Barnes. Bello, mi piace. Sta cosa finale. Mi piace questa idea di una sorta di Dylan Dog, però anziché dell'occulto, della Madonna, tipo. Cioè, esatto. Certificare. No, ma uno perché però capito, è un Dylan Dog che viene preso, cioè il Vaticano manda uno a dire, cosa. sì, sarebbe da famo. Infatti non la di, infatti. Questa è copyright nostra, non ve la prendete. Sì, esatto. No, vabbè, ma comunque abbiamo trattato insomma tutti questi temi al lato di Bufala, appunto, e poi tra questi, ma pure il sangue di San Gennaro, per esempio, sulla religione, quindi quello è tutta è una cosa complicata, insomma, cioè nel senso ci hanno fatto un sacco di teorie, sembra che siano arrivati alla teoria giusta, però anche se poi non si può dire con certezza, però molto probabilmente. Qual è la teoria giusta? È che praticamente è una sostanza, all'interno c'è una sostanza sostanzialmente che una volta agitata, diciamo, si liquefa sostanzialmente e poi torna ad uno stato di cosa una volta che viene messa, diciamo, a riposo, ecco, come dire.
perché avevano fatto un sacco di teorie, perché pensavano che potesse essere, non so, che se succedesse col caldo e col freddo, oppure addirittura con agenti chimici. Hanno fatto un sacco di esperimenti e poi sono giunti a questo, perché diciamo che la sostanza si potrebbe ottenere teoricamente, come hanno fatto quelli del CIGAP, da praticamente dal un minerale che c'è sul Vesuvio, il sale da cucina, e invece una sostanza anche che è nelle uova, praticamente hanno mischiato e sono riusciti a raggiungere questa. Però il fatto che sia un minerale che si trova nel Vesuvio lo rende coerente col fatto che sia il sangue di San Gennaro. Beh, lo rende coerente col fatto che è lì vicino, che sta lì vicino. Se San Gennaro avesse nel sangue questo minerale e delle uova, questo potrebbe essere già di per sé un miracolo, anche questo. Potrebbe essere. Sì, no, ma poi oltretutto non coincidono le date, perché sono successive, insomma, cioè la storia è venuta fuori, insomma, molto tardi, quindi vabbè. E perché quest'anno non si è sciolto, però, allora? Vado un secondo in bagno, scusa. Perché non si è sciolto questo non lo so, perché poi dipende da altri fattori, perché probabilmente un pochino anche forse il calore un pochino va a inficiare sulla cosa. Alle volte sì, succede che non si scioglie, che magari non l'ha girato abbastanza, si è agglomerato di più, cioè ci stanno mille cose. Solo di agitazione, forse non l'hanno fatto con abbastanza. Non l'hanno fatto correttamente. Sì, era un prete nuovo che non sapeva la ricetta, diciamo. No, però tipo la temperatura può contare fino a un certo punto, pure perché vi è fatto in 3 stagioni diverse, cioè in 2 stagioni diverse, quindi comunque non è quello, insomma, ecco. E poi di che altro avete parlato in queste cose occulte? Gli alieni? Gli alieni invece quale storia ti piacciono degli alieni? Ma alieni c'è figo, in Italia c'è stato interessante l'avvistamento dell'UFO su Firenze, allo stadio di Firenze, che facevano, sembra Fiorentina Pistoiese, e praticamente a un certo punto c'era questo avvistamento di queste cose, queste sfere tipo bianche che sembrano per l'appunto UFO, e poi a un certo punto cadono tutti questi filamenti bianchi dal cielo. È stata una roba molto particolare, perché ci sono stati tantissimi testimoni, no? Perché chiaramente e quindi hanno trovato tutti questi filamenti, poi hanno analizzati e si presume sia una sostanza, lo SHAF, che è una sostanza sostanzialmente che serve per agli aerei di guerra, per confondere i radar, ecco, che è riflettente. Però questi UFO c'erano questi... No, perché c'è quella sostanza, quando la rilasciano, praticamente loro hanno visto delle cose bianche, perché quando la rilasciano probabilmente gli ha fatta la nuvola attorno, capito? Quindi, ho capito. Parlavamo di UFO, Daniele. Che cosa sapete che non so? Su Firenze sono stati degli UFO che hanno lasciato dei filamenti, e questi filamenti erano forse cose... diciamo un materiale per ingannare i radar, quindi probabilmente era un'esercitazione militare, perché lì vicino c'era una porta aerea americana al tempo, quindi molto probabilmente, e per quel giorno c'era un'esercitazione programmata, quindi molto probabilmente era quello. Vedi, peccato. Era una teoria di un nostro, diciamo, collega comico che mi ricordo girava, che in realtà, secondo quella che sposava lui, gli UFO sono in realtà degli umani evoluti, cioè l'evoluzione dell'uomo arriverà a quella degli UFO, cioè anche fisicamente, e praticamente sono dei viaggi nel tempo, cioè loro viaggiano nel tempo, non possono interferire con noi, però quando noi vediamo un disco volante, in realtà sono gli umani del futuro che vengono a vedere le cose ho capito, del passato. Bella teoria. Pure dei viaggi nel tempo avevo parlato, pure è stato figo, insomma. Sui viaggi nel tempo come ci poniamo? Che non esistono e non esisteranno mai, perché se esistessero noi vedremmo quelli che viaggiano nel tempo. Ma guarda, secondo gli studi a quanto pare dovrebbero già poter essere possibili teoricamente queste cose, ma poi non so possibile, perché secondo la teoria della relatività di Einstein, sostanzialmente hanno capito che potrebbero teoricamente essere possibili questi viaggi nel tempo, poi
Però appunto poi in realtà non è possibile perché non abbiamo diciamo, la strumentazione adatta per poter fare un esperimento del genere, capito? Ok. Questo discorso, quindi non... Cioè hanno ipotizzato poi chiaramente. Vabbè, ma a me basta l'ipotesi, il resto... Ma probabilmente... Pensa che bello sarebbe stato Ritorno al futuro se sono solo loro che ipotizzano. Marti, pensa che bomba se tu andassi nel passato e te scopi tu madre. Oh shit, Doc! Ma sai che c'era, tornando al discorso di Padre Pio, sapete che c'era questa rivalità, no, ai tempi di Padre Pio con Padre Gemelli? Come no? Grazie. Padre Agostino Gemelli. No? Dell'ospedale, no? Che salutiamo. Che era quello andava a verificare che quello che diceva Padre Pio insomma non era una menzogna, ma era tutto vero, cioè, invece però lui diceva che era un millantatore fondamentalmente, Gemelli. Sì. E Gemelli però che c'aveva a casa sua, c'aveva una sorta di televisore con cui riusciva a vedere il passato. Quello non è Gemelli, però quello no, quello era un altro frate che era il cronovisore, quella cosa. Non era lui, non era Gemelli. Non era Gemelli, poi non so se pure Gemelli ci avesse a che fare, però adesso non ricordo sta cosa. Si chiama frate, non me lo ricordo, però il nome non me lo ricordo. Il cronofrate? No, si chiama il cronovisore sto coso. Lui dice praticamente era sto prete che... No, guarda che era Gemelli, Agostino Gemelli. Può darsi che l'ha data a lui, quello che dice di averlo inventato, però non era Gemelli, se non sbaglio. Era padre Pellegrino Ernetti. Sì. Dice, avrebbe fatto stata qua a colloquio, spiegò come fosse giunta alla conclusione, eccetera, eccetera. Sì, allora, quello praticamente aveva fatto, siccome aveva delle basi, delle conoscenze d'elettronica, perché era laureato in ingegneria, adesso non ricordo. E praticamente quindi questo sosteneva di aver creato un televisore che te potesse far vedere indietro o avanti nel tempo, insomma, a seconda delle cose. Quindi lui diceva: ho assistito ai discorsi di Cicerone, alla crocifissione addirittura. Dice l'apparecchio sarebbe stato realizzato in una serie di ricerche tra Roma e Venezia, a cui avrebbe collaborato una cerca di 12 scienziati. Gli unici nomi lasciati trapelare furono quelli di Enrico Fermi, Werner von Braun e Agostino Gemelli. Quindi c'era anche lui nel team, diciamo, di Avengers. Padre Pellegrino Ernetti, nato nel 25 e morto nel 94, era anche esorcista ufficiale del Patriarcato di Venezia. Sì, esorcista. Però vedi, già all'epoca cioè contro il patriarcato o era a favore del patriarcato, cioè quindi se una donna chiedeva troppi diritti, lui arrivava là e diceva: al demonio, esci da questo corpo. Però bella questa cosa, che uno poteva vedere il passato con un televisore e ce l'aveva questo frate. Sì, lui diceva così, poi diciamo che quando glielo chiedevano diceva: scusa, ma una testimonianza, niente. In tutti i televisori in tutti i televisori si vede il passato. Esattamente, sì. Nel 100% dei televisori si vede il passato. Niente di quello che vediamo è nel futuro e neanche esattamente nel presente, quindi esatto. Si vede solo il passato nei televisori. E va bene. Allora, quindi poi volevo dire sta cosa che con latte di bufala, scusa. se qualcuno può interessare, sabato 27 c'è sta puntata che hanno deciso di invitare sto Ghost Hunter, quindi uno di quel cacciatore proprio dei fantasmi, capito? Questa cosa qua, quindi poi tra l'altro era venuto a fare la puntata di prova mai trasmessa in onda di battute. Non so, penso sia lo stesso, perché quanti Ghost Hunter ci saranno? Non lo so, non so chi è, abbiamo per un contatto in diretta. Era un bel tipo, abbastanza, cioè, tranquillo. Noi pensavamo, mo arriva un coglione il Ghost Hunter, invece lui sta là a fare, dico, no, vabbè, nel tempo libero, cioè c'è un altro lavoro, nel tempo libero faccio sta cosa con i miei soci. Non è che è uno che dice, oh, c'è sta Casper, no, è uno tranquillo. Vabbè, e dov'è latte di bufala? Su Twitch cercate, trovate si cerca latte di bufala, ok, sì, quindi se volete seguire latte di bufala andate su Twitch e a questo punto scrivete pure Tintoria e seguite pure Tintoria su Twitch. Ovviamente. E allora, Gabriele, è arrivato un momento importante di Tintoria. Tintoria, non so se sai che è il podcast della legalizzazione.
Sì, lo so Quindi benissimo. io chiedevo a tutti gli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione, ma questa domanda non mi dava più soddisfazione perché quasi tutti mi davano la stessa risposta. Quindi la domanda che faccio adesso è: che rapporto hai o hai avuto, se ce l'hai o ce l'hai avuto, con la marijuana, e eventualmente se hai notato una correlazione tra l'uso della marijuana e la creatività? Allora, io ho fumato da quando, insomma, dai 15 anni, insomma, qualcosina, ogni tanto fumicchiavo così, però poi diciamo che a un certo punto ho avuto un'esperienza traumatica, per cui sono andato completamente in paranoia, perché poi alla fine è dato, cioè, se sei un po' depresso, cioè comunque te cambia dall'umore, cambia. E quindi sono andato completamente in paranoia e me ne sono accorto quando stavamo in vacanza. Sostanzialmente stavo con degli amici e sono sceso giù al bar e praticamente ho chiesto sto panino e mi guardavo intorno nervosamente perché c'avevo, e c'era un po' di gente, ma insomma relativo, ma nessuno mi stava convinto che mi stessero a fissare. E quindi alla fine do sti soldi a questa mi dà il resto e io faccio tipo, io lo strappo così dalle mani, e al che questa fa calmo, tutti hanno iniziato davvero a guardarmi e io ho fatto no scusa, me ne sono scappato con questo panino, e quindi dopo quello ho deciso di non fumare praticamente quasi più. Ogni tanto ho fumato, ma insomma non è quello che la cosa che mi piace di più, diciamo. Io preferisco l'alcol, però ognuno c'ha fa più male, è peggio sicuramente, però mi trovo più a mio agio, ecco. Ma allora sull'alcol invece, perché io mi ricordo quando ho iniziato a fare stand-up, cioè comunque sia, soprattutto all'inizio c'è una forte dose di paura che un po' rimane sempre, la tensione è giusto, anzi che rimanga prima uno spettacolo, un po' di tensione bisogna sentirla, però non è proprio la paura delle prime volte. E quindi per salire io magari, ecco, mi facevo anche un paio di gin tonic prima di salire. Sì. Che comunque 2 gin tonic prima di salire, cioè con 2 gin tonic si è brilli, abbastanza brilli. Cioè, oramai dopo sto lockdown con 2 gin tonic sto rovinato, però insomma quando stavo a regime con 2 gin tonic comunque sia stavo brillo. Invece adesso ho un po', cioè pure prima di salire magari mi faccio una birrina prima di salire sul palco, però non di più. Tu invece come te lo sei trovato? Come te lo sei regolato l'approccio bere prima? Io cerco di fare la stessa cosa perché mi è capitato di bere troppo. Allora, innanzitutto all'inizio proprio era una cosa, già bevevo una cosa, non mi incastravo, cioè mi dava proprio, era un handicap più che altro. Dopo mi sono reso conto che piano piano poi facendo, specialmente con le serate all'altro quando, che insomma essendo poi tutte le settimane in allenamento costante, vedi sempre cose nuove, e mi sono reso conto che bevendo un tot so che ne giova la cosa, perché so più, diciamo, mi si tolgono i freni inibitori, ma senza poi andare a inficiare sulla memoria e sbiascicarsi anche, sì. No, ogni tanto sbiascico pure, ma l'importante è che mi ricordo poi tendenzialmente che si capisca più o meno quello che poi sì, devi raggiungere il tuo, c'hai un tot di cose che so io, per esempio, non so, generalmente bevo un paio di Ceres, che comunque sono peggio dei gin tonic probabilmente, però cioè pure il dilemma però della birra è che con la birra io ogni tanto rutto, cioè, perché poi sai, bevi due birre ti vengono un po' di rutti e comunque se sei l'unico che parla nel microfono a un certo punto devi fare no, non lo fai e rutti semplicemente come nella migliore delle tradizioni, è vero, se crei quel vibe puoi pure fare, che te frega, sì, cioè, poi alla fine no vabbè, se no te trattieni, ma tanto insomma. Però ogni tanto a me è capitato durante uno spettacolo sì, pure a me cioè che comunque devi fare un po' un rutto. Va bene, grazie alla risposta. Stefano, vuoi fare la tua domanda? Aspetta un momento. È il momento della domanda di Rapone. È sbagliata questa, è la sigla sbagliata. Ma cosa cazzo è? L'altra sigla a chiusura. Deriva dall'altra sigla, infatti. Ce l'ho qua. Ma tu guardavi Dragon Ball oppure no? Io Dragon Ball? Ma sì, io guardavo. No, ho guardato per parecchio. Quando ero più piccolo poi mi sono stufato. Ti chiedo qual è il tuo personaggio preferito o quello in cui ti identifichi di più. Mazza che domanda, incredibile sta cosa.
Sai che non te so rispondere, non so, forse sono tutti un po' odiosi sotto un certo punto di vista, ecco. Bellissima risposta. questo lo devo dire. Forse il genio delle tartarughe, ecco, era il più, in realtà, che è andato adesso, ma è un caso, ma era il più simpatico, insomma, volava sempre, stava sempre lì, sempre a cercare la fregna, le cose. Ti ritrovi in quello, ti ritrovi. No, non mi ritrovo in quello, però mi sta più simpatico, ecco, diciamo, no, assolutamente Okay. non mi ritrovo. Vabbè. Allora, Questo vai, è stato il metti la momento sigla. Stefano Raponi. Molto più bella questa. No, molto più Io- brutta. Ringraziamo Pietro Nicolaucic per queste illustrazioni molto belle, per Io queste che sigle pizio molto tinti. belle. Ma Non sei tu invece che picchi tinti, è un momento molto bello. Poi tra l'altro mi ferisce un po', sai cosa? Ok per me essere Tenshinhan, Tenshinhan. ma io mi sono sempre, cioè nel senso, un bel cosplay di Nappa l'avrei sempre voluto fare, invece il fatto che Vero. tu sei Nappa mi ha un po' ferito. Un cosplay della Potremmo- Nappi anche potrebbe essere. Un Potremmo cosplay della fare Nappi. la prossima volta io faccio Vegeta e tu fai Nappa che muore. Mi ucciso da Vegeta. piacerebbe tantissimo essere Nappa ucciso da Vegeta. Ma- Quello forse è il momento peggiore, il momento più basso di Vegeta è quello, quando ammazza Nappa. Beh, c'è anche quando, no, là è più coerente, c'è anche quando ammazza mezzo pubblico del torneo, quello è ancora peggio, scusa. Vabbè, ma là si è fatto pure possedere. Beh, l'ha fatto apposta, però. Sì, però non, cioè, nel senso, Nappa è un suo amico, cioè lui ci viaggia. Sì, sono ma- rimasti pochissimi Saiyan, Nappa perde e lui lo ammazza. No, guarda Sì, che. ma i Saiyan fanno così. Cioè, Vabbè, guarda. molti Saiyan fanno così. Ma no, invece volevo chiederti allora a questo punto qual è la tua canzone preferita dei Profilax e dei Sanculamo? Che salutiamo Guarda, a tutti me quanti. dei Profilax mi piace tantissimo come a livello anche più che altro musicale, ma poi pure il testo è bello. Vivo col gay è molto bello, mi piace. Bella perché è anche un messaggio anche di... Cioè, Un messaggio progressista. d'apertura, certo. E poi, beh, dei Sanculamo, ragazzi, parecchia discografia gigantesca di canzoni stupende. Cioè, Forse spieghiamo un attimo che forse chi è non so se C'è un tutti pubblico conoscono. non romano, no, che magari conosce poco. Però forse insomma, cioè, sono anche usciti dai confini Sì, romani. però Sì, fate assolutamente. un cappello introduttivo, sono usciti, ma non sono usciti per Diciamo, sono un gruppo, come se fosse un gruppo musicale. È un gruppo rock demenziale, o come Sì. ama dire il Porno leader Fabio Pinci, il porno rock, lui dice porno rock. Quindi è sostanzialmente come, cioè sono dei musicisti innanzitutto bravissimi, sono veramente eccezionali dal punto di vista tecnico, e solo che fanno cose appunto più demenziali, insomma, e poi è quello che fanno Elio e Storie Tese sostanzialmente, è come simile a quello, solo che è più volgare, più insomma, più porno. più goliardico anche, sì. Diciamo, poi sono due progetti paralleli. Mi è sempre piaciuta questa cosa, sono due progetti paralleli che sono i Profilax e i Sanculamo, sono sempre più o meno loro, mi sembra, solo che i Profilax sono più sul sesso magari, o comunque anche altre cose, cioè sì, goliardiche, ma varie, insomma, mentre i Sanculamo sono esclusivamente sulle bestemmie. Blasfemi, totalmente Sì, blasfemi, esatto. Un gruppo che mi piace l'idea che comunque c'è chi hanno diviso le due cose, perché c'è chi ama i Profilax ma non gli piacciono le bestemmie, e quindi hanno pensato a quel pubblico lì, capito? Però c'è stato anche una cosa, cioè diciamo ultimamente ai concerti suonano poi canzoni di Sanculamo anche, quindi c'è stato un po', diciamo, questa cosa da un po' di anni lo fanno, insomma. Beh, ci dice Diego nei commenti: Ludo Sbor insegna nella scuola di musica che frequento io, una persona veramente a modo. È veramente una persona carina, Ludovico, ma pure Fabio sono proprio simpatici, sono carucci. Beh, sì, poi hanno tutti, diciamo, questi nomi che cioè comunque un onore avere il nome da Profilax, che sono appunto questi che hanno diciamo all'interno del nome un riferimento come appunto Ludo Sbor, e mi piace appunto che il frontman, che appunto è Fabio Pinci, che
si chiama Ceppaflex, no? Certo, Sì, una Mi è sempre leggenda, piaciuto, local l'idea- legend. mi è sempre piaciuto il fatto che comunque prende, penso, il nome da Permaflex, no? Che era sì, non lo sai che non lo so, potrebbe essere. Io ho sempre associato a quello perché c'era quello e quindi immaginavo fosse quello. Però bastava mettere la S davanti e quindi diventava tipo Spermaflex. Invece lui ha fatto comunque un giro in più è diventato Sì, certo. Ceppaflex. Mi è sempre piaciuta questo giro. Sì, Allora, tra l'altro poi il vai. Sbor mi sa che non era il primo soprannome del Ludovico, ma mi sa che ce n'era un altro che era, mi sa, Cloacas, una cosa del genere. Mi ricordo che c'era un'altra roba e quindi poi però si è evoluto in Sbor. Questa storia dei Profilax, bellissimo. Bellissimo, io vorrei invitarli, c'è tutto il trend dei bestemmiatori pubblici, diciamo, chiamiamoli così, che vorrei invitarli. Una sera ubriaco ho scritto a Stefano, dobbiamo invitare Paolo Chiavetor, perché pure lui era quello che doppiava Harry Potter. Paolo Chiavetor in realtà che prese il nome da uno che era un Paolo Chiavetor, che era proprio un componente dei Profilax all'epoca, e poi lui rubò sto nome, Paolo Chiavetor, e rifece dei doppiaggi anche lui parallelamente a quelli dei Profilax, che sono Titanic, Beverly Hills, Beautiful e poi La Passione di Mannaggia, insomma ci stanno quelli nuovi. Quello nuovo, però lui fece questi doppiaggi con questo nome, tant'è che molte volte viene associato ai Profilax quando in realtà è un'altra entità. Assolutamente. Comunque ho sempre trovato che i ridoppiaggi con le bestemmie siano una forma d'arte assolutamente sottovalutata e purtroppo, per come è l'Italia, purtroppo prendiamo atto che insomma è destinata a essere una cosa di una nicchia, super nicchia, però pregevole. Se ti fa ridere la comicità blasfema, cioè ci sono veramente perché poi forse anche il modo in cui sono nati, nel senso che prima appunto non c'era internet, quindi c'era qualcuno a un certo punto che aveva questa cassetta con le canzoni, esatto, con le parolacce, che per te comunque a 10 anni erano una cosa assurda, e quindi poi si passavano ma anche neanche masterizzazione, di registrazione in registrazione, quindi c'è queste cassettine. Ma io infatti ricordo che noi pure le facevamo, e mi ricordo che però le prime cose erano due costole dei Profilax, una i Sanculamo e poi c'era pure i Pizze e Fighi, pure i Pizze e Fighi, e quindi che rifacevano poi queste canzoni famose, diciamo chiave comica, e quindi se facevano tutti i doppiati, quindi infatti poi ci stavano su ste cassette, spesso c'era, capito, la voce di tua madre che entrava, e allora, capito, tu mettevi, però registrava pure il suono, capito, non so perché registrava le cose intorno. C'erano dei registratori che non passavano solo da cassetta a cassetta, ma c'avevano attivo pure il microfono per qualche motivo, non so, e quindi giravano ste cassette, come che cazzo stai a fare? Veramente quindi, un'altra epoca. E quindi qual è la tua preferita dei Sanculamo? Ma non so, forse, guarda, molto affezionato a Padre Crio, che è quella più moderna, però quella dei Titanic, e poi ce ne stanno altre che però diciamo, non posso nominare. Ok. Va bene, senti, siamo arrivati al momento delle domande dal pubblico e ti dico che un sacco di domande, ma proprio tante, per chi cazzo è Gabriele Antinori? No, giusto? Sono sulla guizza. Però una delle diciamo una che le racchiude tutte, vogliono sapere: ma ti piace veramente la guizza? Ma guarda, no, più che mi piace, io la bevevo perché da ragazzino praticamente quella era un'acqua che era solo tipicamente del discount, dell'Eurospin, cioè c'era l'Eurospin, c'era l'acqua pizza, stop, poi non la trovavi da altre parti, cioè io non ricordo che c'era da altri supermercati. E quindi siccome andavamo a fare sta spesa, non so per quale motivo, in casa mia c'era sta cosa di dover soffrire e fare la spesa al discount, che è una roba scandalosa, e però niente, se doveva fare sta cosa, magari per risparmiare un euro, capito? E quindi la bevevo spesso, solo che finché bevi quella leggermente frizzante, già leggermente frizzante è abbastanza una bomba, frizzante era quella imbevibile, morivi. Quindi diciamo, quella leggermente frizzante è già bevibile, ecco.
Va bene. Allora, E poi mi ricordo messaggio che alla c'eravamo- Guizza: no pubblicità dell'acqua frizzante. No, frizzante è una cosa indegna, era quella che ha scrittina blu, era indegna proprio, dai. perché Specie c'era l'acqua dei anche... Fantozzi, quella... io la Guizza me la ricordo più con le bibite gassate, forse, no? C'era tipo Ma perché l'aranciata. comunque Cioè, questo è un nome sinestetico, quindi uno del Guizza pensi sempre che è la frizzante. Guizza Cola, sì, ma a me mi ricordo che c'erano queste cose. No, quelle lì, però quelle, ecco, quelle mi sono sempre rifiutato un po' alla sottomarca da Coca-Cola, perché dai, non si può, dai, è troppo. Io Questa qualche mi volta la serve. prendo, la cola, tipo queste, La prendi perché ancora? Ma ogni perché? tanto. Perché? Con Perché i mi soldi sembra che una hai cosa... fatto? Mi sembra una cosa diversa e quindi dico vediamo com'è, cioè perché comunque so già com'è la Coca-Cola, invece niente più. Come dicevano su un video dei The Pills, non so se vi ricordate, diceva ma la cola bio sa de culo, esattamente di quello sa, cioè, Sì, schifo, dai ragazzi. La cola bio sa de culo. Sì, sa di un sapore dolciastro che un po' si avvicina, però non è proprio uguale. Allora, altra domanda è: se non avessi fatto il comico, quale lavoro avresti fatto? Quale carriera avresti intrapreso? Ma io innanzitutto o devo ancora fare il comico, perché questo Certo. perché Chiaro. Campacce sarebbe già una grande soddisfazione. Io vedo tanti che pure che magari davvero hanno 5 minuti di palco, comico professionista, tutti. Invece è poi difficile, poi potete confermare insomma che è complesso lavorarci. E sicuramente, guarda, io ho fatto per diverso tempo montatore, montaggio video e riprese video, insomma, quindi sicuramente mi sarei dedicato a questo a tempo pieno, ecco. Poi certo ho lavorato più che altro in quelle cose un po' più fastidiose, tipo le news, i matrimoni, queste cose qua. Magari avrei cercato di inseguirlo un po' più seriamente e fa qualcosa di più, che insomma, comunque i matrimoni qualcuno li deve fare. Esatto, qualcuno li deve fare, no, sono quelli che ti fanno sbiettare, capito? Quindi esatto. è questo. Oppure mi sarebbe piaciuto pure il doppiatore, però Tu tra l'altro ce l'hai la voce abbastanza... perché mi hanno detto che c'hai una c'è una voce. voce, sì, esatto, un po' profonda e quindi poteva essere, però è una cosa troppo complessa, si fatica troppo per me, si fatica troppo. Proprio fisicamente è faticoso. Senti, e poi una domanda che ci fanno è: qual è il tuo video preferito di YouTube in generale? Che domanda Forse questa domanda la devo fare prima, così la gente ci pensa. Beh, il mio video guarda, forse quello di Steven Bradbury è uno dei miei preferiti, vero? Sì. Tu non conosci Steven Bradbury? Non so se possiamo mandarlo qua, me lo tirano giù, non lo so. Cerca su YouTube. No, vabbè, dura tanto. Andatevi tutti a vedere Steven Bradbury, tra l'altro con commento della Jalapas. Fa molto molto ridere. Un momento incredibile. E ogni tanto, guarda, quando vedo una persona che nella vita sta a fare Steven Bradbury, oppure quando io faccio Steven Bradbury, è sempre straordinario. Esatto, sempre straordinario. Quando dici guarda qua, sto a fare proprio Steven Bradbury, dici vai perché comunque Steven Bradbury è immortale. Cioè, comunque ma fa molto ridere, tutta l'assurdità della faccenda è talmente assurdo che tu non puoi credere a una cosa del genere, eppure una favola praticamente. Vero, verissimo. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Gabriele, grazie mille. Grazie a voi. Ti rinnovo l'invito a tornare a Tintoria dal vivo quando sarà finita la pandemia e potremo vederci il film, così mi firmi il poster e potremo parlare di sto cazzo di film che prima o poi uscirà. Prima o poi uscirà, sì, speriamo. Quindi ti ringrazio mio malgrado anche Stefano Rapone. Ciao, ringrazio anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ciao a tutte, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.